Non è solo un uovo di cioccolato, ma un gesto che può fare la differenza. Con un contributo minimo di 15 euro, le uova di Pasqua AIL sostengono la ricerca scientifica, i centri ematologici e l'assistenza ai pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma. A Treviso e nei comuni vicini sono oltre 180 le postazioni attive, grazie all'impegno di circa 600 volontari che cercheranno di vendere 20.000 uova. Tutte le donazioni che ci faranno i donatori in questi giorni serviranno appunto a questo, a sostenere i malati nel loro percorso di malattia e sostenere gli ospedali che assistono e curano i nostri malati. Sostengono fondamentalmente progetti di ricerca, Università di Padova, Gimema di Roma, l'IST di Mendola, l'ematologia ai centrotrapianti di Treviso, lo IOV di Castelfranco, l'assistenza oncoematologica e pediatrica su tutto il territorio della provincia di Treviso e l'acquisto di apparecchiature sofisticate con borse di studio per l'ospedale di Treviso. Tra loro anche gli alpini, da sempre in prima linea quando si tratta di solidarietà. È un'iniziativa che noi sosteniamo con il cuore. E c'è anche chi sceglie di contribuire con un piccolo gesto, ma dal grande valore. È una bella iniziativa sempre, quando si tratta di aiutare la salute e di aiutare soprattutto la ricerca per chi non ha cure buone, pronte, disponibili, che ci sono in tante altre cose, è sempre una buona cosa. Un'iniziativa capace di trasformare la ricerca in cure concrete e di offrire una reale speranza a migliaia di persone.